Dal Florida Sporting Club di Ardea, buon pomeriggio da Adriano Berruti, quinta giornata della Serie C2 di calcio a 5, girone B, Ardea contro Laundromat Gaeta, Ardea quota 6 punti, Laundromat Gaeta quota 4. Sono passati 3 minuti e mezzo di gioco, pronto ad andare Lipolis con il mancino, vediamo se cercherà direttamente la porta, c'è anche Proietti. Anche Mrak proprio sulla linea a dar fastidio a Napolitano. Parte adesso Lipolis, tocca è corto, Bernardini dentro, gran giocata di Mrak che si stacca e serve Bernardini che si divora, gol dell'1-0. Ora rimessa laterale di Cecca, altro possesso per Gaeta che prova a rispondere all'avvio forte da parte di Ardea. Guadagna rimessa laterale di Cecca, anzi Cardone dice di sì l'arbitro. Palla verticale, la restituzione Mugnaini, miracolo su Cardone, bello l'1-2 con Iannotta, vicina ancora, gol dell'1-0 Gaeta. Giovanni viene di nuovo incontro di Cecca, poi pallone messo fuori, Lipolis la sporca, poi di Cecca mette direttamente in fallo laterale, preoccupato del possibile contropiede di Ardea. Adesso Proietti, in appoggio c'è Bernardini, servito il 10 che scambia con Mrak, prova a scappare il 7, viene incontro Lipolis, riceve, prova a puntare di Cecca con l'esterno, buona palla per Mrak, ancora dentro Lipolis, si gira Lipolis, la gran parata e poi il gol, ancora Lipolis trova il gol dell'1-0 Ardea. Dall'out Anto Giovanni c'è ancora qualche protesta da parte di Proietti, lo va a ridarguire il direttore di gara. Anto Giovanni, palla ancora forte verso l'area di rigore, poi prova a uscire Lipolis che vince il contrasto e si lancia da solo contro Napolitano. Lipolis la mette giù con la sola, Napolitano, miracolo da per terra del numero 1 di Gaeta. Pallone sul secondo palo, passa, non lo tocca nessuno, rimessa laterale Gaeta. Vicinissimo al 2-0. L'Ardea ancora con la giocata di Lipolis che si era lanciato in solitaria. Fondamentale il lavoro di Napolitano a tenere in piedi i suoi. Adesso Mrak davanti ancora per Lipolis, lo soffre in questa fase Anto Giovanni, sposta sul mancino e calcia sotto la traversa. 2-0 per Ardea ancora, Lipolis. Mi servi dopo? No, mica perché mi servi fresco dopo. Ora di Cecca, dietro c'è Cannavale, tunnel ai danni di Lipolis per allargare su Cardone, limite dell'area, Cardone la sposta, calcia con il destro, poi fallo di Lipolis, non secondo l'arbitro, ripartenza di Ardea, pallone per Mrak leggermente lungo, Mrak ancora dietro, Lipolis e tripletta per Lipolis, 3-0 per Ardea, freddissimo Mrak che non calcia, serve il compagno, 3-0. 10 poi prova a riconquistare Imperato e alla fine uscita complicata di Lipolis che concede calcio d'angolo a Gaeta. Dalla bandierina andrà a Cannavale. Dai. Va bene così. Pallone messo fuori per Cardone. Si libera sul mancino. Cardone potrebbe calciare. Tarda la conclusione. Palla riprova con il destro Rando. Trova il gol dell'1-3 Gaeta con Rando. Gol un po' casuale. Il gol del -1 con Cardone. Ottimo scambio con Rando. Adesso Bernardini per Barbarisi che se ne controlla dopo che la palla sia uscita sull'out, non secondo l'arbitro. Allora Attila, lo scarico per Mrak, limite dell'area, Mrak riesce a liberarsi, non lo molla Cannavale, si gira Mrak che mette dentro, Imperato bravissimo a proteggere la diagonale, poi Rando ci sarebbe fallo su di lui, va in porta Mugnaini, riesce a salvare i suoi, poi palla che esce, rimessa laterale per Gaeta. Di nuovo Proietti, Bernardini, verticale, c'è Lipolis che attende il pallone sulla destra, lo attende lì Cannavale, prova il cambio di gioco, un po' rischioso verso Barbarisi, pallone che passa perché non arriva Imperato, poi fallo secondo me di Imperato su Barbarisi e poi c'è quello di Lipolis, ma si continua a giocare tutto regolare per il direttore di gara, qualche dubbio, Lipolis, limite dell'area, mette dentro e arriva il gol del 4-1 per Ardea, lo sigla il numero 8 Barbarisi. Calcio di rigore per Ardea, Mrak contro Napolitano, Mrak guarda da una parte, calcia dall'altra, 5-1 per Ardea. Possesso per Barbarisi, finisce
il primo tempo tra Ardea e Laundromat Gaeta, 5-1 per la squadra di casa. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, Ardea avanti 5-1 su Gaeta, possesso che sarà proprio della squadra ospite per Gaeta. Iannotta corto, Cardone, palla che passa sotto le gambe di Mugnaini, trova il gol del 2-5 Gaeta, sempre 5-2 per Ardea. Nel parziale della ripresa 1-0 per Laundromat Gaeta, il gol di Cardone, l'unico fino a questo momento appunto del secondo tempo. Calcio di punizione che verrà battuto da Proietti, pronto ad andare con il mancino. Palla verticale, Lippolis, buona sponda per Bernardini, chiusura fondamentale di Cardone, pallone che poi arriva però ancora Lippolis che fa poker personale e 6-2 per Ardea. Sistemando il pallone Daniele Bernardini con la maglia numero 10. Sistema la barriera il direttore di gara, tutta Gaeta all'interno della propria area di rigore. Pronto a partire Bernardini, va lui con il mancino, lascia scoperto il primo palo di Palma, lo capisce, lo vede e la mette lì Bernardini, 7-2 per Ardea. Va bene ragazzi, un errore ci può stare, dai. Dai, noi ci perdiamo. Cannavale, Forte lì. Cardone, lo attacca subito Bernardini, l'autore dell'ultimo gol di Ardea, gran calcio di punizione, poi perde palla qui Cannavale, Barbarisi, tre quarti campo, vediamo se prova ad andare da solo Barbarisi, la sposta sul mancino, poi sul destro, palo di Barbarisi, grande azione in solitaria della numero 8. Rando al limite Mugnaini, respinge con i piedi, quindi contropiede, Mrak si ferma però l'azione, il contropiede di Ardea che decide di gestire con Barbarisi, scambio con Proietti, ancora Barbarisi, contro Mrak, la verticale c'è Bernardini, Mrak, buona uscita, riesce ad accelerare, cambio lato, Barbarisi da quella parte, mette dentro Mrak, 8-2, azione fantastica di Ardea in velocità sull'asse Barbarisi-Mrak e 8-2. Mrak non riuscendo però scusate a battere Di Palma, gran parata di Di Palma. Mrak fuori ancora per Barbarisi che va al volo, solo illusione del gol che per Barbarisi, pallone che è uscito sul fondo. Allora Di Palma deve andare in profondità, c'è lo scatto di Corbo, in anticipo Mugnaini che poi lascia andare il pallone, per sua fortuna il più reattivo è Proietti, ripartenza Ardea con Barbarisi che va in porta, Di Palma ancora in calcio d'angolo. Si batte adesso il calcio di punizione, arriva ora il fischio, Lippolis può andare in porta da lì con il mancino, la prova e la mette nel 7, pokerissimo per Andrea Lippolis, 9-2 per Ardea. Lascia scorrere Barbarisi, non può arrivare Cardone, ancora Barbarisi, una finta su Cardone, poi il lancio da quella parte per Mostaccio, grande aggancio Mostaccio, Lippolis prova a far passare e qui secondo me fallo di Lippolis su Di Palma. Alla fine pallone che non esce secondo l'arbitro, uscita di Iannotta, Cardone, cambio lato, Rando, Mugnaini, Cardone, ancora su Mugnaini, ancora Cardone, sul fondo, occasionissima per il terzo gol di Gaeta, divorata da Cardone. E quindi ancora un'ultima occasione da una parte e dall'altra, con Mostaccio da una parte e Cardone dall'altra. Entrambi potevano far meglio qui, pallone per Barbarisi, finisce il match, finisce 9-2 per Ardea che si porta a quota 9 in classifica. Da Adriano Berruti è tutto, un buon proseguimento di serata. Buonasera a tutti, siamo qui con Jacopo Mugnaini dell'Ardea Calcio a 5, è arrivata una larga vittoria contro Gaeta 9-2, il tuo commento sulla partita? Ci serviva, dopo sabato scorso abbiamo riposato, sabato prima col Benoonda abbiamo fatto secondo me una pessima gara, ci serviva una vittoria così, grazie anche al mister che ci sta aiutando durante la settimana.
Siete sembrati in controllo fin dal primo minuto, forse un piccolo sbandamento a metà del primo tempo quando avete preso il gol dell'1-3, però poi l'avete sistemata bene, potevate segnarne anche molti di più. Sì, forse dopo il 3-0 abbiamo preso un po' sotto gamba e ci siamo lasciati andare. Un ultimo commento in vista del campionato, siete una delle squadre più forti sicuramente, qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo sarebbe vincere il campionato. Il primo scontro diretto è andato come è andato e ora parlerà il campo. Grazie mille, allora Mugnaini in bocca al lupo per il proseguo del campionato e complimenti per la partita.